benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Il festino per Santa Rosalia a Palermo. Oggi tocca la processione religiosa delle spoglie della patrona, ma risuona ancora l'anatema di stanotte in pieno bagno di folla dell'arcivescovo Lorefice contro la mafia e contro la nuova droga, il crack, peste per i nostri giovani. Favara, accusato di abusi sessuali sui 2 nipoti tredicenni, arrestato lo zio 26enne, le violenze nella sua auto, in un caso davanti al figlio piccolo di 2 anni. A Palermo, denunciato per stupro un 19enne accusato di aver violentato una quindicenne in un locale della Daura. Alla violenza è seguita una rissa in strada tra una ventina di giovani. Oggi situazione stabile sull'Etna dopo la domenica esplosiva di ieri per gli abitanti alle pendici del vulcano. Continui botti dalla Bocca Voragine e dal Redivivo, cratere di nord-est. Di conseguenza cenere su cenere, pulizia farsa nel centro di Catania. Le spazzatrici sono costrette ad operare tra le auto in divieto di sosta. Manca un vero coordinamento, cresce il malcontento della gente, sempre più di umore nero. E poi, tra caldo in aumento ed emergenza siccità, sono in arrivo giorni ancora più difficili. Sindaci sul piede di guerra, il primo cittadino di Messina, Basile, chiede nuove misure contro la crisi idrica. La storia del giudice Terranova, ucciso dalla mafia nel 79, protagonista in anteprima mondiale al Taormina Film Festival. Per il regista Pasquale Scimeca, Terranova è stato di esempio per Falcone e Borsellino. Calcio, sorteggiati i calendari di Serie C, esordio in trasferta per Catania e Trapani, rispettivamente contro Sorrento e Foggia. Il Messina inizia la stagione in casa con il Potenza. Si parte il 25 agosto. Bentrovati, bagno di folla nella notte per il festino della Santa Patrona di Palermo, Rosalia. Oggi tocca alla processione religiosa delle spoglie della Santa, ma ancora risuona l'anatema dell'arcivescovo contro la mafia e contro la nuova droga, il crack, peste, ha detto, per i nostri giovani. Maglio Viola. Viva Palermo e Santa Rosalia! Viva Palermo e Santa Rosalia! Viva Palermo e viva Santa Rosalia! Santa Rosalia libera Palermo dalla peste. Lo fa per la 400ª volta nella rappresentazione teatralizzata lungo le strade del centro della città. 4 atti da Palazzo dei Normanni, passando per la cattedrale, battendo la peste ai 4 canti per arrivare a Porta Felice e attraversarla trionfante, salutata dai giochi d'artificio, che poi sono il 5° atto. Le spoglie della Santa liberarono Palermo 400 anni fa. Stanotte la parte popolare e teatralizzata della festa è andata in scena con la direzione artistica di Marco Balici in un festino spettacolare. Grande bagno di folla, 350.000 persone in strada, tanti fedeli, ma anche tanti turisti. Questo è un bel segno, è un segno di coesione, un segno di comunità, è un segno di curiosità per tanti che ci sono venuti a trovare da altre parti d'Italia e del mondo. Sono accreditate tantissime emittenti internazionali. Questo ci fa grande piacere, ci dà grande soddisfazione. Oggi invece è la giornata della processione religiosa delle spoglie della Santa lungo lo stesso percorso, ma per la città risuona ancora l'anatema dell'arcivescovo di Palermo, che nella notte dal carro della Santa ai 4 canti ha lanciato i suoi strali contro la nuova droga, nuova peste di questi anni che uccide i nostri giovani. Questa tremenda peste entra nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei luoghi di ritrovo dei giovani, nei luoghi del divertimento e dello sport. Si invade sotto i nostri occhi, si diffonde come cosa ordinaria il consumo del crack e di altre droghe come il fentanyl,
La festa adesso continua con i suoi aspetti più religiosi e più raccolti. Da domani tutto torna alla normalità, attendendo la notte fra il 3 e il 4 settembre, quando chi ha avuto la grazia dalla Santa Padrona di Palermo salirà a piedi al santuario su Monte Pellegrino, facendo l'ultimo tratto, quello dei gradini, in ginocchio. Le altre notizie: orrore a Favara. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 26 anni accusato di aver abusato sessualmente di 2 nipoti minorenni. A una delle violenze l'indagato avrebbe fatto assistere il proprio figlio di soli 2 anni. Davide Sardo. Avrebbe abusato sessualmente di 2 nipoti minorenni, 2 ragazzini, entrambi di 13 anni. La vicenda è venuta fuori per caso. L'uomo era sotto indagini per altre ragioni e i carabinieri del reparto operativo di Agrigento avevano nascosto una cimice nella sua automobile. Così quelle intercettazioni hanno rivelato con drammatica chiarezza una turpe storia di abusi tra lo zio Orco, un uomo di 26 anni di Favara, e i nipoti minorenni. 2 gli episodi contestati avvenuti la prima volta il 25 giugno scorso e poi qualche giorno dopo, il 1 luglio. Una delle 2 violenze sarebbe stata consumata proprio all'interno dell'auto. Ad accrescere l'orrore la circostanza che a bordo ci fosse anche il figlioletto dell'uomo, un bimbo di appena 2 anni, costretto ad assistere agli abusi. In tempi record è stata chiesta e ottenuta l'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è già in cella nel carcere Pasquale di Lorenzo. Palermo, denunciato il giovane 19enne accusato di aver violentato in una scogliera della Daura una ragazzina di 15 anni. Il presunto violentatore è indagato a piede libero. È stato denunciato per violenza sessuale il giovane di 19 anni che avrebbe abusato di una ragazza di 15 anni in una scogliera della Daura a Palermo. Dopo una lunga giornata di indagini e di interrogatori, il presunto violentatore è indagato a piede libero. Tutto avviene nella notte tra sabato e domenica. I 2 stanno trascorrendo una serata con amici in un locale alla Daura di Palermo, poi si appartano su una scogliera poco illuminata ed è lì che, secondo il racconto della ragazzina, avviene la violenza. Chiede aiuto ad un buttafuori del locale e viene accompagnata a casa. I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire quanto successo. La vicenda è iniziata con una rissa in questo McDonald's in via Rosario Nicoletti. Si sono affrontati 2 gruppi di giovani, ma quando sono arrivati i militari lo scontro era terminato. A poco è emerso che quelle presenti al fast food erano 2 fazioni: da una parte gli amici della vittima, dall'altra quelli del presunto aggressore. Nel frattempo la giovane di 15 anni, accompagnata a casa da un vigilante, era stata portata dai genitori all'ospedale policlinico dove si trova il reparto che gestisce i casi di violenza sessuale. I medici hanno avvertito i carabinieri che hanno iniziato le indagini e sono risaliti al giovane che era stato incontrato quella sera nel locale e con il quale la vittima si sarebbe appartata. Indaga sia la procura ordinaria che quella per i minorenni. Oggi è tranquilla la situazione sull'Etna, che ieri invece ha regalato una domenica scoppiettante con la doppia attività del cratere Voragine e del redivivo nord-est. Cambia ancora la morfologia del vulcano sull'area sommitale, modificata dagli ultimi parossismi. Molti turisti e curiosi salgono in quota, ma è importante seguire alcune regole. Emanuela Corsi. Situazione stabile sull'Etna dopo la domenica esplosiva per gli abitanti alle pendici del vulcano che hanno sentito la doppia voce del cratere Voragine e del redivivo cratere di nord-est. Dalle immagini della telecamera termica collocata sul versante nord-occidentale, questa è l'attività di ieri, con a sinistra il cratere di nord-est che ha prodotto l'emissione più corposa e a destra la Voragine con piccola attività stromboliana. Il tutto, ha rilevato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha generato un'evidente traccia sismica e boati uditi da vari paesi alle pendici del vulcano, mentre una piccola nube di cenere si è dispersa nella parte sommitale. Il cratere di nord-est a quota 2800 metri si è riattivato ieri dopo più di 3 anni di silenzio. Sul sito dell'INGV vengono mostrate le immagini delle variazioni morfologiche dell'area craterica. Queste foto, catturate con i droni, mostrano i cambiamenti dei 4 crateri sommitali, nord-est, Voragine, Boccanuova e sud-est, dal 2017 ad oggi. In particolare si può
vedere come la morfologia del piccolo cono piroclastico cresciuto all'interno della voragine a causa dell'attività stromboliana iniziata il 14 giugno sia stata profondamente modificata dal parossismo del 4 luglio, che per intenderci ha causato la copiosa caduta di cenere su Catania. Intanto i recenti parossismi hanno richiamato molti turisti e curiosi che spesso però si improvvisano escursionisti fai da te, con un abbigliamento da spiaggia e senza adottare precauzioni, mettendo a repentaglio la propria vita. Il consiglio degli esperti è di non avventurarsi mai da soli, soprattutto su percorsi isolati. Anche in estate poi bisogna indossare scarpe da trekking, pantaloni leggeri, una magliettina a maniche corte e una felpa da mettere nello zaino. Affidarsi ad una guida certificata in ogni caso è sempre la soluzione più sicura. Di conseguenza cenere su cenere, pulizia farsa nel centro di Catania, dove le spazzatrici sono costrette a operare tra le auto in divieto di sosta. Manca un vero coordinamento, cresce il malcontento della gente che è sempre più di umore nero, come la cenere. Tonino De Mana. Si mette la polvere o la cenere sotto il tappeto. A distanza di 11 giorni dall'eruzione dell'Etna che ha ricoperto Catania di sabbia vulcanica, l'emergenza non sembra rientrare. Strade, marciapiedi e piste ciclabili sono ancora anneriti ed il servizio di spazzamento, specie nell'Ottocentro gestito da Gema, continua a riscontrare gravi criticità. Criticità che derivano dalla mancanza di un vero coordinamento tra enti coinvolti. Più che cenere su cenere, farsa su farsa, perché ormai è diventata una barzelletta. Avevamo chiesto in aula di comprendere se c'è un tavolo in prefettura, se c'è il coinvolgimento della protezione civile, ma mi pare di capire che non c'è nulla di tutto ciò, quindi stiamo ancora attendendo che in alcune zone della città di Catania, soprattutto l'Ottocentro, qualcuno intervenga concretamente. Nonostante i divieti di sosta, per esempio, qui siamo in via Umberto, le auto restano parcheggiate non consentendo alle spazzatrici di operare sul ciglio della strada. Di fatto il mezzo meccanico si limita a pulire il centro della strada che tra l'altro con il continuo passaggio delle auto è già libero dalla sabbia. E lo farà anche domani dalle 4 alle 10 e comunque fino al 18 luglio come indica il cartello. Ma le domande sono: per quale motivo per 6 giorni la spazzatrice passerà per pulire il centro della strada? E i vigili urbani? Qualcuno ha verbalizzato i mezzi in divieto di sosta o in alternativa ha sollecitato l'intervento del carro attrezzi di AMTS? Non va meglio nella adiacente piazza Yolanda, nera come l'umore di passanti e residenti. Questa cenere quando va in circolo colpisce i polmoni. Quindi diventa un problema sanitario serio. Io ho caduto 2 volte che sono una persona di 84 anni. Non so di chi è la colpa, non voglio dare la colpa, ma sono molto delusa. Pulizia che va avanti a macchie di leopardo, qui siamo in Piazza dei Martiri. Tutto fermo invece a Picanello, dove mercoledì è in programma il mercato rionale, che già la settimana scorsa si è tenuto tra rifiuti e cenere lavica. Non certo il massimo dal punto di vista igienico-sanitario. Ottimi piazzamenti per 2 sindaci siciliani nella classifica annuale sull'apprezzamento dei primi cittadini di tutta Italia realizzata per il Sole 24 Ore. Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, è al 4° posto insieme con i colleghi di Treviso, Novara, Mantova, Latina e Imperia. 17° come vedete il sindaco di Catania, Trentino, che supera il collega di Milano, Sala, ed è a pari merito con il primo cittadino di Rimini. Al penultimo posto invece il sindaco di Palermo, La Galla, l'avevamo visto un attimo fa, che è in compagnia del collega di Roma, Gualtieri. In coda il primo cittadino di Trapani, Tranchida, con un gradimento del 42%. Tra i governatori cresce, vedete, di 6 punti il consenso per il presidente Schifani, che sale all'8° posto a livello nazionale. Incidente mortale nel mare delle Isole Eolie, un gommone è finito contro uno scoglio nei pressi di Vulcano e ha perso la vita Mihai Botez, un 34enne di origine romena ma eoliano di adozione, era residente a Lipari da oltre 10 anni. Alla guida del natante è risultato un altro giovane che è rimasto illeso ma che era sotto l'effetto di alcol e aveva fatto uso di cocaina. Il corpo di Botez è stato recuperato ieri mattina dalla Guardia Costiera, intervenuta dopo la segnalazione di alcuni pescatori. Tra caldo in aumento ed emergenza siccità sono in arrivo giorni sempre più difficili. I sindaci sul piede di guerra, il primo cittadino di Messina, Basile ad esempio, chiede nuove misure contro la crisi idrica. Francesco Triolo.
L'anticiclone africano è pronto ad innescare probabilmente la settimana più calda dell'estate 2024 con temperature bollenti. Già in Sicilia si misurano 40 gradi ma sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, con effetti anche sulla crisi idrica che sta investendo l'isola e che sta provocando anche diverse prese di posizione da parte dei sindaci. L'ultimo è stato quello di Messina, Federico Basile, che dopo aver stanziato €1 milione dal bilancio per mitigare gli effetti dell'emergenza adesso si è rivolto al prefetto di Messina Cosima Di Stani, alla quale ha chiesto la convocazione di un tavolo urgente per pianificare nuove misure contro la crisi idrica. Basile chiede che la Regione Sicilia Acque rivedano le quote riservate all'irrigazione dando rimborsi agli agricoltori e si dirotti più acqua possibile per l'utilizzo potabile. No, diciamo che il tavolo chiesto in prefettura è un tavolo di ampio respiro che probabilmente non avrebbe neanche dovuto chiedere un sindaco, ma forse anche a livello regionale qualcuno che avesse le competenze, diciamo, per poterlo fare. È un tavolo che serve a capire come in questo momento di grave crisi l'utilizzo dell'acqua per uso irriguo e idropotabile possa essere calmierato affinché le esigenze di tutta la popolazione trovi ristoro. Quindi il tema è questo, non è un attacco di nessuna natura, è la consapevolezza che la risorsa idrica, anche se diminuita, c'è, è un'equa distribuzione delle risorse tra idropotabile e irriguo serve alla nostra città come a tutta la regione. A Messina non c'è una crisi come in altre province, ma già si avverte il sentore. È aumentata infatti la richiesta di autobotti in città, 338 negli ultimi 7 giorni, rifornimenti che servono a coprire soprattutto le aree dove l'erogazione dell'acqua avviene ormai per poche ore al giorno. E a causa delle alte temperature, un vasto incendio si è propagato tra le sterpaglie a Mascalucia, in provincia di Catania. Le fiamme minacciano anche un deposito di automezzi del comune in via Santa Margherita. Sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco ed è stato richiesto pure l'intervento di un Canadair. La pista ciclabile di Siracusa, intitolata Rossana Maiorca, è nel totale abbandono. Tra erbacce, buche, staccionata che non c'è, l'ira dei fruitori è al massimo, dicono, è una vergogna. Francesco Aloi. La pista ciclabile è un degrado assoluto, tutta per intero. Una pista ciclabile che cade a pezzi, più di 6 chilometri dai Cappuccini alla Targia, intitolati a Rossana, figlia del grande Enzo Maiorca, che sono nel totale abbandono. Percorrendoli notiamo che anche il manto è dissestato e così molti decidono di non venire più qui. La manutenzione è la grande assente. Manutenzione non ce n'è mai stata in questa pista. Soltanto 3 anni fa che hanno cambiato alcune legne. Alcuni, mi schifo anche di essere siracusano. Lo dico apertamente. Un po' di manutenzione, ecco, non guasterebbe. Un percorso con una vista mozzafiato, si costeggia il mare e nelle giornate limpide si può ammirare anche l'Etna. Tutto però sorpassato dal degrado. Non si fanno competizioni sportive, ma qui un vincitore c'è, il degrado. Beh, il degrado è dovuto alla mancata manutenzione. La staccionata manca in diversi punti, quella che resiste invece è a rischio cedimento. Oltre ad una brutta immagine, qui entra in gioco la sicurezza. Andare in bici diventa pericoloso. Anche, ci sono buche, non ci sono transenne idonee, insomma è un po' pericoloso stare in queste zone. Un percorso a ostacoli. Diciamo di sì. Anche la segnaletica ci ricorda che l'abbandono la fa da padrone, erbacee ovunque e tanto malcontento. Il comune non fa nulla, commenta qualcuno, e a guardare queste immagini come possiamo non dargli ragione? Questo a Siracusa. Anche quest'anno le tartarughe caretta hanno scelto l'oasi del Simeto per nidificare. Nei giorni scorsi alcuni volontari hanno scovato le tracce, eccole qua, le tracce del loro passaggio. Poi il nido, che è stato recintato, è qui, e sarà sorvegliato fino alla schiusa delle uova. Il WWF sottolinea che sono oltre un centinaio i nidi di tartaruga segnalati lungo le coste della nostra isola. Sono in aumento rispetto all'anno scorso ed è un ottimo segnale, perché generalmente le tartarughe scelgono i luoghi incontaminati per la deposizione delle loro uova.
Passiamo ad altro, la storia del giudice Terranova, ucciso dalla mafia nel 79, è stata protagonista in anteprima mondiale del a Taormina Film Festival nel film di Pasquale Scimeca. Per il regista Terranova è stato esempio per Falcone e Borsellino. Roberta Lunghi. Gliela posso fare una domanda? Ma lei nei miei occhi vede paura? Non c'è paura negli occhi del giudice Cesare Terranova, perché quello sguardo che Sciascia definiva come quello incantato di un bambino si è trasformato in coraggio ancora di più al cospetto del boss Ligio. Il giudice è il boss, presentato in anteprima mondiale al Taormina Film Festival, realizza infatti per il regista e sceneggiatore Pasquale Scimeca l'esigenza di completare un puzzle. È stato il primo giudice che ha indagato i corleonesi. Ed è stato soprattutto il giudice, insieme col suo maresciallo, con Lenine Mancuso, che per primi hanno capito che la mafia si stava trasferendo dalle campagne alle città. Accetto. A Corleone, un epidio scappio signori. Dottore, stanno sparando. Sente di conoscere la verità il giudice Terranova interpretato da Gaetano Bruno. Gli mancano le prove, ma le cercherà con una squadra di nomi che entreranno tristemente nella cronaca e nella storia. Perché uomini come Paolo Borsellino, Gaetano Costa, Rocco Vinnici e mettici pure Giovanni Falcone faranno la differenza. Istruirà i primi 2 maxi processi contro la mafia con 116 e 66 imputati, tutti corleonesi, che si concluderanno con l'assoluzione di quasi tutti. La delusione profonda, la pausa dalla magistratura e poi il ritorno nel 1979, seppure con una consapevolezza. Ci sono persone che non sono contente di come si sta comportando tuo marito. A quanto pare mi vogliono ammazzare. Terranova verrà ucciso con il maresciallo Lenin Mancuso la mattina del 25 settembre, proprio mentre si apprestava a prendere servizio a Palazzo di Giustizia di Palermo. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, il calendario di Serie C e il calciomercato. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci insieme con il calcio, varato il calendario di Serie C, esordio in trasferta per il Catania che affronterà il Sorrento e per il Trapani di scena a Foggia, mentre il Messina apre la stagione in casa contro il Potenza. Il primo derby siciliano alla 9ª giornata. Tonino De Mana. Si è alzato il sipario a Firenze sul campionato di Serie C che scatterà l'ultima domenica di agosto e che vede ai nastri di partenza 3 squadre siciliane. Esordio in trasferta per il Catania che affronterà il Sorrento. La gara, in programma il 25 agosto, si disputerà a Potenza a causa dell'indisponibilità dello stadio dei Campani sottoposto a lavori di maquillage. Il Messina inizierà in casa contro il Potenza, mentre il neopromosso ed ambizioso Trapani renderà visita al Foggia. La prima casalinga del Rossazzurri, giorno 1 settembre, sarà subito un big match al Massimino, sarà di scena il Benevento. Lo stesso giorno il Trapani riceverà l'abbraccio del pubblico amico per affrontare il Picerno, con il Messina che invece viaggerà alla volta di Cerignola. E siamo ai derby siciliani. Il primo alla 9ª giornata metterà di fronte Trapani e Messina che si affronteranno il 13 ottobre, gara di ritorno a campi invertiti il 23 febbraio 2025. Alla 13ª giornata la sfida da cerchiare il rosso tra Catania e Messina, con l'andata al Massimino il 3 novembre e il ritorno al San Filippo il 16 marzo. Alla 15ª giornata, 17 novembre, incrocio tra Catania e Trapani che poi si affronteranno al provinciale il 30 marzo 2025. Bene, tra ritiro precampionato e mercato, ormai quasi tutte le società professionistiche siciliane sono al lavoro in vista della prossima stagione, tranne il Messina. Si guarda sempre ad acquisti e cessioni. Francesco Triolo. C'è chi suda da qualche giorno, chi è pronto a farlo e chi invece spera di conoscere il proprio destino. Palermo, Catania e Trapani, Messina cercano di dare avvio alla propria stagione in pieno calciomercato. Dopo l'ufficializzazione di Nicolau, il Palermo non si ferma. Dionisi, dal ritiro di Livigno, ha detto chiaramente che si aspetta ulteriori rinforzi, un terzino sinistro, un centrale di difesa, un regista, una punta che sostituisca Mancuso. La prossima settimana potrebbe essere il turno di Pierozzi e Ceccherini. I 2 calciatori sono ormai in una fase molto avanzata della trattativa e mancherebbe davvero pochissimo. Il terzino destro della Fiorentina si allena a parte proprio in virtù dell'accordo
con i rosanero, Cecchini invece è escluso dal progetto Verona e si valuta la formula per portarlo a Palermo. Per il ruolo di terzino sinistro, che necessita di un rinforzo, si pensa sempre a Carissoni del Cittadella. In ritiro anche Catania e Trapani. Nella lista dei convocati rossazzurri c'è anche Filippo D'Andrea, l'attaccante ex Cerignola già arrivato ad Assisi. È il primo tassello di una rivoluzione che il direttore sportivo Daniele Faggiano sta portando avanti nel reparto d'attacco. Si lavora infatti anche per Facundo Lescano, sul quale il Catania è in vantaggio rispetto alla concorrenza. Faggiano conta di chiudere a breve anche per il difensore Ierardi e il centrocampista De Rose, un fedelissimo di Mimmo Toscano. In Umbria accascia anche il Trapani, che ha annunciato tramite il presidente Valerio Antonini gli arrivi di Celiento, Benassai e Caiazzo e le conferme di Gelli, Crimi e Guerriero. Tutto fermo, o quasi, al Messina. Si attende la risposta del gruppo straniero con cui è stata sottoscritta l'intesa per la cessione del pacchetto societario lo scorso 23 giugno. Intanto il club ha annunciato che il ritiro partirà il 22 luglio, dove non si sa con quali giocatori nemmeno, visto che al momento sono solo 5 tesserati per la società giallorossa. E noi comunque ci fermiamo qui, l'appuntamento lo sapete per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.